Allora, per questa pescata in spiaggia mista abbiamo un po' di tutto: seppie pescate, conchiglioni, moscardini, granchi surgelati e per iniziare cefaletti vivi, coreana, e qua dentro ci sono degli americani che ci sono avanzati, li facciamo fuori questa mattina, quindi tanta roba di riciclo che ci è avanzata nel freezer, roba fresca, e siamo pronti per la nostra nuova avventura. Buongiorno a tutti, sono da poco passate le 6, metà dicembre, un periodo molto difficile per chi pesca da terra in Liguria, tantissimo freddo questa mattina, 4 gradi, che con l'umidità che c'è generalmente si percepisce molto meno. Detto questo, abbiamo accumulato un sacco di esche nei nostri freezer durante l'estate, abbiamo tante esche magari che ci avanzano durante la settimana che non riusciamo ad andare a pescare, e abbiamo anche tante idee pazze per la testa. Detto questo, i pesci sono pochi e andiamo direttamente in una pocket beach con un fondo misto, quindi abbiamo tanti pesci a disposizione di diverso genere, sia i pesci di fondo normali, quelli che possiamo trovare sulla sabbia, ma anche quelli che possiamo trovare nella Posidonia e vicino alla roccia. Detto questo, questa mattina tante idee strane che sono partite subito, con 2 cefaletti presi al volo e subito buttati in acqua per primi. Ho tante esche da farvi vedere, le avete un po' viste in anteprima, poi ve le farò vedere montate. Detto questo, incrociamo le dita, metà dicembre è veramente difficile, quindi non ci aspettiamo niente di che, godiamoci l'aria aperta, le poche ore a disposizione che abbiamo e queste albe meravigliose che solamente il freddo sa regalarci. Eccoci qua, pronti a partire. Ultegra Shimano Hybrid, nuova di pacca, adesso un poco con un po' più di luce ve le farò vedere tutte e due canne pazzesche, filo diretto 0,40, siamo su un fondale difficile, misto. Shock leader andrebbe a perdere il suo significato di lancio, ma soprattutto il nodo dello shock leader sarebbe il nostro punto debole. Qua
Eccoci qua, dopo mezz'ora la canna si spiomba e le nostre intuizioni, nonostante le condizioni, arrivano a buon fine. Una regina che non ha saputo resistere a un cefaletto vivo nonostante le condizioni.
pensavo molto di più. Eccoci qua, allora sono le ore 9, 3 cefaletti di numero avevamo, 2 sono partiti, un autotreno in seconda, meraviglioso, veramente, una pesce veramente meravigliosa. Adesso cefaletti finiti, quindi di conseguenza continuiamo la nostra pescata in maniera un po' più tradizionale. Adesso faccio partire subito i nostri americani perché non possono tornare a casa e poi vediamo un po' cosa fare con le altre esche che abbiamo a disposizione. Allora, abbiamo fatto partire il nostro americano, adesso ho recuperato 2 conchiglioni, l'ultima volta mi sono fatto un giro sul porto, li rompiamo e facciamo un innescozzo. Eccoci qua, io so che se Meloni fosse vivo sarebbe contentissimo di me. Doppio murice, testa di granchio. Gli ho tolto tutte le chele, filo elastico, incredibile questo innesco. Filo elastico anche sul granchio perché il carapace è particolarmente delicato, anche se sembra duro, ma su un lancio poi sappiamo che la velocità fa sì che le esche si rovinino. Doppio murice, un cioccolatino. Allora, sono le 10 meno un quarto. Adesso abbiamo sotto un americano e un innesco misto granchio murice. Queste qua sono le nuove Ultegra della Shimano 450 Hybrid, ossia la 225 che la 250. Sono due canne meravigliose, veramente. Un prezzo decisamente accessibile a tutti per l'attrezzo che è, perché comunque è un attrezzo molto importante, perché ha delle caratteristiche che ci permettono di pescare tranquillamente con 150, 170 o scendere se le condizioni sono un attimino più semplici. Quindi due canne che ci permettono di pescare un po' sempre, anche in queste battute dove il fondo non è regolare, è un po' più impegnativo. Noi abbiamo delle canne che comunque ci permettono, come abbiamo visto, di combattere pesci importanti e di portarli comunque a terra senza nessun problema. Questo peraltro è il nuovo mulinello, anche lui della Shimano, mulinellino veramente bellissimo, FC Surf sotto, 0,40 diretto, meraviglioso. Allora, c'è rimasto un po' di roba, tanta roba che probabilmente non deve tornare a casa, quindi adesso facciamo un super innesco di americani, li mettiamo tutti li voglio mettere,
e poi giochiamo un po' con questa seppiotta qua, un po' più grande. Voglio giocare un po' con lei. Allora, adesso questo innesco qua, io volevo provarlo in un'altra condizione, ma era già tanto che volevo provarlo. Adesso per farvelo vedere lo metto qua sul chiaro. Seppiolina, cioè seppia. Ho ritagliato la parte centrale, ho costruito un corpo e sull'amo ho lasciato i tentacoli. Visto che comunque è una mattinata un po' pazzerella, chi lo sa. Eccoci qua, invece su questa una cosa un po' più soft, per modo di dire, quando mordono gli americani a volte viene anche comodo, perché si mordono a vicenda e si tengono uniti, vedi? Anzi, vedete? Triplo mini americano in partenza. Eccoci qua, 11:30, battuta finita. Sono molto contento perché ho creduto nelle mie potenzialità, ho creduto nel mare, ho creduto in cose pazze, nella ricerca magari di quell'esca un po' particolare che sono dovuto andarmi a prendere questa mattina alle 5. Avevo tante esche particolari lì nel freezer pronte, ma ho creduto in qualcosa in più. Ho creduto nel cambio di luce, nell'esca viva, e i risultati sono venuti. Sono molto contento. Queste catture le dedico a voi che seguite il canale Ligurian Fishing Adventure e ne approfitto di questo video per augurarvi un buon Natale e buone feste. Passatele in famiglia, passatele con le persone che amate e ancora tanti auguri a tutti. Ci vediamo l'anno prossimo con nuove meravigliose avventure.